Ed è ora pronto il servizio sull'accorpamento dei comuni di Valvasone ed Arzene. Entrambi i sindaci uscenti confidano ora sugli incentivi regionali. Vediamo. Sfumata a dicembre la fusione a 3 per il no di San Martino al Tagliamento, stavolta per quella a 2 è stata una specie di plebiscito ad onta della bassa partecipazione al referendum. Entro 60 giorni la Regione dovrà varare la legge provvedimento, dopodiché i due consigli approveranno lo statuto. Il 1° gennaio la nascita del nuovo comune si chiamerà Valvasone Arzene, con la città di Erasmo eletta capoluogo e sede municipale. Ad Arzene rimarranno gli uffici di politiche sociali e la prerogativa di ospitare le sedute del nuovo Consiglio, che scaturirà, sindaco compreso, dal voto di primavera. Una fusione che, tutti ne sono convinti, porterà benefici tangibili. È un'opportunità economica che ci consente di abbassare la pressione fiscale e quindi un miglioramento per quanto riguarda la tassazione. Ci aspettiamo anche di poter specializzare nel tempo gli uffici, di modo che i cittadini possano avere una risposta puntuale sulla base delle loro richieste ed esigenze, che in un momento di crisi rivedono di nuovo il comune come un punto di riferimento importante. Si confida già nell'arrivo di risorse economiche. La Regione ha già deciso un finanziamento straordinario di 700.000 euro. Siamo in attesa di comprendere quali saranno i contenuti a sostegno delle fusioni all'interno della riforma delle autonomie locali, che prevedeva incentivi in passato per 6 anni in caso di fusione in nuovi comuni. Siamo convinti che sapranno mettere le risorse per darci manforte, per essere un esempio per tutta la comunità regionale. Porte aperte a nuove aggregazioni, magari con l'aiuto della Regione, che in futuro potrebbe far cambiare idea ai sammartinesi.